avuto 3 palle nitide, non siamo stati bravi a sbloccarla. Poi c'è un avversario che ha il suo modo di giocare, lo sapevamo perché in settimana l'avevamo studiato, erano tutti dietro la linea della palla, che 5 dietro e quindi si poteva far fatica. A tratti abbiamo avuto pazienza e abbiamo fatto bene, poi invece a tratti siamo andati un po' forte per andare a fare subito gol. Però devo fare complimenti alla squadra perché quando ha giocato, quando abbiamo messo la palla giù, abbiamo espresso un volume di gioco importante, siamo andati al gol, soprattutto al secondo tempo, anche con i cambi perché sono fondamentali. Per me non ci sono titolari e gente che sta in banchina, ci sono gente che fanno parte di questo percorso, di questa squadra, sono tutte gente importante e quindi oggi si è visto quando è entrato Antonio, quando è entrato anche Facundo, sono contento. Quindi è questa la strada che dobbiamo percorrere, dobbiamo cercare di migliorare giorno dopo giorno. Guarda, la classifica è inutile che ti dico, si guarda, però a me piace guardarla alla fine. Siamo su, è giusto per quel percorso che abbiamo fatto, è giusto stare lì. Dobbiamo sempre fare di più perché io non sono uno che non si accontenta mai, ma conoscendo anche i ragazzi so che vogliono dare ancora di più anche se non possiamo rimproverare niente. Ma io ai ragazzi ho detto di stare ancora più tranquilli, diciamo che la partita l'abbiamo preparata così, abbiamo cercato di spostare le loro pedine, perché loro erano pedine ferme, tra virgolette, tutte dietro la linea della palla, come dicevo prima, però gli ho detto ai ragazzi di stare sereni, avere più tranquillità nel possesso e cercare di trovare la giusta zona di rifinitura dove potevamo creare delle difficoltà. È stato così, devo fare complimenti ai ragazzi. Invece per quanto riguarda Tedesco, non dico che è stata una scelta, però l'avevo in testa perché volevo mettere fisicità in mezzo al campo e volevo mettere soprattutto più qualità, quindi con l'entrata di Parmisano. Non è stato il miglior Licata, forse per quando affronti queste squadre così chiuse, forse perché queste squadre ti possono mettere in difficoltà, soprattutto quando queste squadre lavorano nel tuo errore. Quindi diciamo che dopo il 2-0, devo essere sincero, do ragione a lei, ci siamo un po' abbassati un po' troppo, dovevamo stare un po' più alti, però non ripeto, non possiamo riprovare niente perché ci sono gli avversari, il campionato d'eccellenza è un campionato difficile, complicato, e soprattutto quando vengono qui si vengono a chiudere e ti possono mettere in difficoltà, però devo essere sincero, a parte qualche situazione il mio portiere non ha fatto nessuna parata tranne una sul tiro del numero 11, però non mi ricordo come si chiama. A me è piaciuta la squadra, soprattutto il primo tempo, soprattutto quando abbiamo avuto pazienza, quella pazienza che avevo chiesto ai ragazzi. Poi è normale, quando c'è poi la voglia di vincere molto probabilmente si può sbagliare qualcosa, ma io ripeto, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Ovviamente non tutte le partite possono essere fluide come quelle che abbiamo fatto fino ad oggi, però abbiamo ottenuto i 3 punti, era la cosa fondamentale, anche perché molto probabilmente anche per la classifica e per i risultati che c'erano non c'era la voglia di ottenere la vittoria. Allora, primo tempo io dico la verità, eravamo tutti nella metà campo avversaria, loro almeno me la posso anche rivedere, ma ce l'ho qua la partita in testa, loro hanno preso palla e buttavano in avanti, quindi ogni tanto ci si allunga. Ripeto, noi abbiamo avuto frenesia perché volevamo sbloccare il risultato, perché sappiamo quando affrontiamo queste squadre che se non si sblocca il risultato si possono avere delle difficoltà, perché poi il tempo passa, arriva l'ansia, arrivano gli avversari che non ti fanno giocare in maniera fluida, ci spezzetta dopo il gioco, quindi forse la frenesia è stata per questo, proprio per cercare di far gol subito, ecco. Sì, come hai detto tu, l'importante è sappiamo che dare una mano alla squadra, ti segna che non segna, se va a un secondo piano, però l'importante è dare una mano alla squadra, vincere, approfittare di questi momenti dove forse gli scontri diretti lasciano punti strani. Prego. William Vitali, qui Licata, come gestisci la concorrenza e la staffetta con Manfredo? No, bene, ormai siamo 2 persone grandi, intelligenti, che sappiamo che in tutte le squadre che lottano per vincere un campionato c'è la logica competenza, ci saranno giocatori a pari livello, quindi è una cosa che mi la prendo con molta tranquillità.
Abbiamo un'atletica speciale oggi? No, vabbè, solita, la mia famiglia, che sono sempre lì a guardare la diretta, in Argentina, e qua in Italia pure, mio fratello, la mia ragazza, amici miei qua, quindi per loro e per tutti i tifosi vari. Sì, come hai detto bene tu, purtroppo in queste categorie, quando becchi queste squadre qua che si chiudono, la cosa più difficile è sbloccarle. Poi quando riesci, diciamo che viene tutto più in discesa. Che gara è stata? No, gara un po' difficile perché, come ti ho detto prima, al primo tempo abbiamo avuto 2 o 3 occasioni e se non riesci a concludere, a fare gol, poi il secondo tempo diventa difficile, anzi siamo stati bravi a sbloccarlo e poi, come ti ripeto, viene sempre più facile quando lo sblocchi. Ecco, è un campionato complesso, voi siete una rosa importante, tra l'altro c'è una batteria di esterni con l'arrivo anche di Esposito notevole, c'è anche concorrenza sana sugli esterni, intanto per esempio prima Maitini che è stato giocato come Monfrè, anche voi siete in tanti tutti competitivi e anche un bene nella squadra, no? Sì, non bene di più, perché pure durante gli allenamenti alzi l'intensità, alzi l'allenamento, cioè non è quella cosa di abbassare un po' l'intensità che dicevano magari giochi, invece no, in quel caso non lo puoi fare perché giustamente la sana competizione con altri miei compagni e durante gli allenamenti da quella spinta per il mio allenamento dopo allenamento. Questo ci fa sì che la domenica siamo tutti pronti. Che effetto fa guardare tutti da lassù? Ancora di lunga.